Che cosa ne pensa della fine dell'amministrazione Chies? Guardi, di Chies non posso dire niente perché ha sempre cercato di fare bene per la comunità. Di questo qua lui si adegua alle esigenze di prima e cerca di portare avanti fino alle prossime votazioni. Non ho idea, non saprei risponderle con precisione. Ma Fiesta io non lo conosco, mi sembrava una brava persona, disponibile, quando andavo lì lui è disponibile, mi dava no, a me anche il numero di telefono, se avete problemi chiamate, per me era una brava persona, capisci? Dopo io non sono di qua, allora le problematiche della città non le conosco, comunque per me era una persona squisita, non posso dire niente, capisci come? Mi dispiace perché con questa situazione, guarda, qui siamo arrivati, che dicevi cose prefittizie, ora non sa anche lui come prenderle, comunque dai, speriamo bene. Allora, qua andiamo su cose un po' particolari. L'ex sindaco non l'ho mai conosciuto, ho conosciuto l'assessore al commercio, secondo me non ha lavorato molto bene, specialmente per il mercato di Conegliano, anzi... Quasi quasi sono contento che sia caduta l'amministrazione, sinceramente sì. A livello di mercato, che cosa avrebbero dovuto fare per dare un incentivo in più secondo lei? Ma si poteva, come sta facendo Treviso, come stanno lavorando, stanno cercando di lavorare per aprirlo, qua invece stanno lavorando per chiudere. Aiutiamo i centri commerciali a aprire e chiudere i mercati che siamo all'area aperta. Questo stanno facendo. Molto probabilmente con l'ultimo decreto di Zaia apriranno i centri commerciali e chiuderanno sempre più i mercati. Questo è quello che vogliono. È chiaro che se non possono più andare avanti è meglio che si torna alle elezioni. Che questa avventura doveva finire prima, è andata troppo alla lunga. Dopo 1 anno e mezzo dovevano già, perché secondo me è un'amministrazione un po' fiacca. È stata un'amministrazione fiacca, la più fiacca, io sono 26 anni che abito a Conegliano e è stata la più fiacca fino adesso, insomma, come amministrazione. Non ne sono al corrente, so che è caduto, però non so il perché, per cosa, per come, per cui non posso dargli un'opinione perché non ne sono al corrente.